Oi, spettanà, dimmi tutto. Tell me all, Donald. Come ancora ovi vi serve? Vovi again? Come mai, ciò? Ah, ti è piaciuta la torta soffighina? Te vuoi rifarla? Senz'altro. Vabbè, ora mi te mando ancora gli ovi a ricetta, però devi organizzarvi meglio in USA, Donald. E per gli ovi vi serve il Veneto, per il ghiaccio la Groenlandia e terre rare l'Ucraina. No, non capi proprio un caso in America, dai. Consumè proprio tutto voi altri. Sarà per cui chi vi chiama USA. Comunque ascoltami Donald, non è che quando che ti serve una roba te puoi invadere uno stato, ti capisci? Se casa mi manca il caffè, non è che invado la Colombia, vago fin in bar, no, sta buono, a stare a Colombia non voglio un'altra idea, no, a stare a Colombia, no, manca amico se so da dirgli. Vabbè, aspetta, no, mi raccomando, a stare a Colombia, no, non dare attaccare briga, vabbè, ciao Donald. Io so già che stasera verso Twitter è cato scritto Donald Trump 2 punti. Ho finito il caffè, ci serve la Colombia. Cosa so da dirgli? Pianeta Mestre del Confurore, buongiorno. Sì, se consegniamo anche a Roma, certo. Quante pizze? 150, un attimo solo. Kevin, quando ti va finito di consegnare le 4 margherite a Favaro Veneto, tienti libero, ti va ad andare a Roma. No, piazzare Roma. Eccomi qua. Sono le 18:45. Va bene per le 20:15? Perfetto. Mi dia l'indirizzo. Piazza San Pietro 1. E basta, non avete un campanello? Ah, vediamo del fumo nero. Ascolta, ma il comune non ha già fatto il blocco del riscaldamento? Non credo che si possa usare la stua. Si stua la stua? Si stua? Vabbè, dai, non importa. Piazza San Pietro 1. Già tagliate perché non potete sporcarvi, certo. Ah, adesso ho capito. Siete i ragazzi del Papa, i Papa Boys, grandi. Certo, per avere il Papa pronto vi serve a Papa pronta. Fortissimi. Ascolta, dai, vi regalo io la tessera appunti. Sì, ci tengo. Sono 150 pizze, 150 punti. Punti cardinali. Capito, punti cardinali. Punti, pronto? E l'ha messo su. Dai Kevin, muovate! Buongiorno, bentrovati, facciamoli subito vedere, non abbiamo il pubblico per applaudirli ma ci hanno strappato tante risate, Marco Pippo e Gaetano, Marco Zuin Pippo Borile e Gaetano Rocco Guadagno, e veramente siete stati molto impegnati nell'ultimo periodo, grazie. Tra le uova a Donald Trump che alla viaria e sì, le pizze al conclave, è stato un periodo intenso. È difficile quando devi gestire il mondo. Dal Veneto al mondo intero ce ne occupiamo noi. Beh, insomma, noi veneti siamo abituati a cavalcare il mondo, però certo, devo dire che ultimamente la realtà ha superato la fantasia, siete d'accordo? No, diciamo che stiamo facendo dei video che poi anticipano delle cose che succedono, esatto, e quindi dobbiamo fare meno video, secondo me. Forse sì. Ma questo Donald, che carattere ha così, conoscendolo in amicizia? Aspetta, no, è un amico, è quell'amico che chiami sempre alle tue cene perché salta fuori con una perla di saggezza che stupisce tutti quanti. Non è la stessa festa se non ci fosse Donald. Pensavamo che con Berlusconi i comici avessero tanto materiale, ma con Trump adesso siamo mentre veramente... Kevin è ancora in strada, perché nel frattempo hanno fatto la fumata bianca, sono usciti dal conclave, sì, le 150 pizze che venivano ce ne hanno ordinate altre 150 perché si devono festeggiare nel weekend. Beh, a quel punto sono fermati a Roma, no, si fa una gita. Allora, abbiamo un po' rotto il ghiaccio così ridendo ed è anche un po' il motivo per cui ho voluto invitare di nuovo Marco Pippo e Gaetano, l'unico duo che è in realtà un trio, sì, e che veramente non c'è nessuno ormai che non li conosce, per cui sostanzialmente non devo dire moltissimo di loro, si sono fatti conoscere in tutte le piazze del Veneto e non soltanto del Veneto, poi a teatro, ormai hanno cambiato anche un po' stile, ci sono degli spettacoli bellissimi che ci hanno tenuto compagnia in questi anni, ci hanno fatto sorridere ma anche un po' pensare. Ho pensato che in questo periodo, con il mondo così mal ridotto, avevamo un po' bisogno
di voi, Di stemperare, di di stemperare, di Ecco, stemperare. è un po' anche quello che avete sentito voi in questi anni, che ha promosso anche la vostra comicità, il vostro modo di stare vicino alla gente, dalle piazze allo schermo di un video sul telefonino, è molto Certo. diversa la comunicazione, però avete cercato di accompagnarli sempre. Sì. Diciamo che appunto nel periodo più critico degli ultimi 5 anni, chiamiamo così, anche per non nominarlo ancora, no? Nel Via. famoso 2020 Non è successo niente. non è successo niente, ci siamo proprio detti che in quel momento lì anche tu, attore, comico, subivi quel periodo oppure rispondevi a quel periodo, e quindi noi abbiamo scelto di rispondere a quella situazione con la leggerezza, cercando di portarla a casa delle persone. Sono nati tanti video in quel periodo, tante dirette, però poi sono rimaste anche nel tempo questo filo che ci lega alle persone. Abbiamo sempre detto che ridere fa bene, e lì è stato un test per vedere se era sì. effettivamente Altro che vaccini, così. qua bisogna ridere, bisogna sì. scherzare un pochettino, anche perché la situazione si fa sempre più critica. Infatti ci dicono a volte, no, che i nostri spettacoli sono terapeutici. Assolutamente. E quindi abbiamo avuto un'idea. Che dall'anno prossimo faremo pagare il ticket. Sì, esatto. Invece del biglietto. Avevo sentito dire che prestazione, c'era questa prestazione ipotesi che girava nei vostri spettacoli, insomma non so se il pubblico sarà abbastanza d'accordo, però di sicuro lo pagherà più volentieri che sia Dipende, magari la regione lo passa, non so se mai. come i terme, potrebbe essere, che ne so, 3 spettacoli appunto, gratuiti prevenzione, soprattutto Brava. per i ragazzi che diciamo che hanno problemi molto seri in questa generazione, potrebbe essere una prevenzione molto certo. utile. Ecco, diciamo che avete cambiato format, diciamo, vi troviamo dentro i telefonini a teatro, ma non avete cambiato il cuore, è rimasto un po' sempre lo spirito di amicizia che vi lega, è rimasto uguale. Sì. Certo. Fratelli ormai, cioè noi abbiamo, secondo me c'è uno step, ma ci ragionavo l'altro giorno mentre riflettevo, quindi ero probabilmente in bagno. Sì, anche che va detta, no, questa cosa. non è mai Lo so che non è elegante, elegante, no? ma io Cioè, mi dire stavo questa lavando i cosa. denti, cosa hai Gaetano? Si stava lavando i denti. Stavo lavando i No, denti. e dico, ma anche No, lavarsi i stavo denti lavando- non è elegante alle volte, capisci? Questo Ma volevo noi dire. lanciamo il messaggio dell'igiene orale. e no, che noi abbiamo lo step A favore del successivo. pubblico che poi certo, incontrandovi sì, sì. giustamente Mattina presto uno No, insomma, uno cosa lava fa? i denti, chiaro. Esatto, tu che non sei abituato a questi No, beh, orari. certo. E, no, pensavo che proprio abbiamo superato lo step amicizia, probabilmente è quella, tanto comunque ci siamo, capito? E quindi è fratelli ormai acquisiti. Sì, Beh, è è una proprio bella così. cosa. So anche che questa Bisogna venire fratella- qua per sentire state queste robe. facendo Poteva dirmelo dopo. questa No, fratellanza non vi volevo sta dire. unendo anche diciamo in questa fase della vita in cui uno di voi, non so chi, sta cambiando un po'. Orari, abitudini. Uno Oraria, che non ancora. Ha non scelto ancora. per abituarsi al fatto che bisognerà iniziare ad alzarsi presto. Caro Gaetano, Gaetano, che sì, tra sì, pochi sì. mesi diventerai, Di nuovo papà. Ah, Papà, sì, bello. dopo il Papa, un papà. Un papà, Vedete? un papà. Che be- Sono già papà, ma avevo ormai terminato, diciamo così, la fase più critica perché aveva 20 anni. In realtà non è mai finita la fase critica neanche a 20 anni. Secondo No, posso forse- dire, esatto. probabilmente quella è la No, fase esatto. critica, adesso E inizia quella quindi ho deciso bella. di ricominciare. Allora loro mi prendono in giro perché dicono che le mie abitudini verranno stravolte. Io non credo, assolutamente. Sì, Anche sì, le sì, loro sì. secondo me verranno Secondo- stravolte, perché visto che avete parlato di fratellanza siete zie a tutti gli effetti. Sì, però sai, è sempre bello coccolare un bambino che dorme a casa di un altro, hai capito? Cioè, quindi ricordiamoci questa cosa. Questa è una cosa bella, bravo. Dai, allora so che siete in giro con uno spettacolo che sta avendo un grande successo e che insomma ricalca un po' anche quella che è il vostro spirito di far conoscere il Veneto, le sue tradizioni, la sua storia. Avanti in Trio si chiama, e quindi sempre voi, però avete girato penso mezzo Veneto ormai. Avanti in trio, in trio. Un trio per questi 15 anni insieme per la nostra regione, il Veneto, che è una regione meravigliosa. Poi la nostra regione. Gaetano, scusa, Quindi- scusa ricordiamo. l'imprecisione, Gaetano ha Perché? detto la nostra regione, lui è Gaetano Ruocco Guadagno. Cosa c'entra? Chissà quanto tu a Ma che sono sia sta Veneto, regione. ma sono Sì, nato sì, e cresciuto in Veneto. cresciuto. È cresciuto neanche a tanto. E allora, Però vabbè. sta a sentare Gaetano che non si vede, ecco, ricordiamolo. Non tocchiamo questi argomenti così pesanti.
nel senso che credo che con quello che abbiamo fatto noi in giro per il mondo dobbiamo solo stare zitti. Sì, effettivamente, Siamo effettivamente, anche il Papa Nuovo hanno detto che è un Ma il po' Papa italiano, Nuovo- è ma un po' francese, Veneto, è eh. un Sì. po' Si spagnolo, ricordi? è un po' peruviano, è un po' americano. No, ricordati che in Veneto, cioè in americano come si chiama Leone XIV? In americano Lion 14. Lion 14 è Veneto, Veneto Lion 14. Avete già fatto una telefonatina? Arriva. Stiamo aspettando gli ultimi Poi da dettagli. San Marco Lion diciamo che È vero, possiamo dire qualcosa in termini Infatti di ci avevamo leoni. pensato a questa cosa, sì. Comunque Avanti in Trio è appunto lo spettacolo che racconta un po' dal nostro punto di vista il Veneto, visto che in questi 15 anni di spettacoli l'abbiamo girato in lungo e in largo e ci piaceva un po' celebrare ecco, il nostro amore verso il Veneto. Ma io lo so che voi lo amate, infatti vorrei proporre al nostro pubblico un pezzettino di uno spunto insomma, per le vacanze che magari si avvicinano. bello, No? bello, ci sta. Potrebbe andare, anzi go to Chioggia, no? Go to Chioggia. Poi lo mettiamo a posto. Oh, signori Scandaburlo, Morris Fraton, piacere Morris, piacere Fraton. Benvenuti nel mio ufficio. Benvenuti nel mio ufficio. Ma si piove? No, qua dentro non piove mai. Ma d'inverno? No, qua dentro non vi è mai inverno, Allora, io vi ho preparato la proposta di viaggio della nostra agenzia per il vostro pacchetto viaggio, però non fate come fanno tutti, no? Che vanno a vedere subito sull'ultima pagina quanto che costa. Siete delle persone speciali. Come potete vedere qua intorno, non siamo semplicemente in una splendida location, ma siamo in una location che vi offre delle grandi opportunità. Innanzitutto, dobbiamo capire, come c'è scritto nel pacchetto, dobbiamo capire qual è il tipo di alloggio che preferite. Vogliamo andare in albergo? Vogliamo andare in un bed and breakfast? Vogliamo andare in un campeggio? Scusa, vieni con noi altri? Voi quale alloggio preferite? Albergo. Non costa manco. No, signor Duilio, no. Io non mi preoccupo del prezzo. Infatti pago Io mi preoccupo del fatto che lei visualizzi la sua vacanza ideale insieme a sua moglie. Però è due frasi che non stanno bene insieme. Ecco, vai, ce l'hanno interrotto perché non abbiamo tanto tempo, però insomma sono tutti online nel sito di Marco e Pippo, quindi li trovate assolutamente, come troverete le date appunto degli spettacoli, però noi, quelli che ancora non li conoscono, vogliamo far venire voglia di conoscere questi tre personaggi che avete deciso di continuare sempre in Veneto, tanto voglio sapere questo, nella vostra vita futura, perché un uccellino mi ha detto che state comunque ragionando, pensando... C'è una sfida in corso, una sfida. Comunque saremo a Ferrara, Esatto, a Faenza l'anno prossimo, quindi dopo l'estate. Ma io mi riferivo alla lingua, non mi riferivo alla No, ma voglio dire, Noi vogliamo... Per arrivare a Ferrara e Faenza abbiamo necessità anche di lavorare un po' sulla lingua. Ma ci capiscono, anche se capisce Trump capiscono tutti. Questo Noi lo chiamiamo dialetto universale, Esatto. cioè vogliamo cercare che il Veneto venga compreso ovunque, magari basta qualche piccolo aggiustamento, però insomma capiamo tutto. Credo che sia anche un linguaggio il linguaggio che utilizzate è un linguaggio appunto comprensibile già da certo. chiunque. ma guarda che poi in realtà è capibile. Se tu parti con l'idea che noi parliamo in dialetto, ma poi tante cose che diciamo sono in italiano. No, ma io sono quindi- favorevole al dialetto. D'altra parte abbiamo visto delle serie televisive molto molto serie, no? In napoletano stretto, quindi ma al massimo vi metteremo i sottotitoli. Infatti, insomma, Sì, infatti, cioè, pensa che io che ho appunto origini napoletane, perché i miei sono napoletani, guardavo una di quelle serie famose in napoletano, le guardavo con i sottotitoli perché comunque era talmente stretto che... Però comunque non è che mi sono perso. Esatto, si capiva lo stesso, insomma, se ti perdevi una battuta capivi il senso di quello che stava succedendo. Siete molto interessanti come fenomeno, anche perché mi hanno detto che sì, come fenomeno, perché non ci sono dei gruppi che assomigliano a voi e che hanno un percorso simile al vostro. Per esempio il clima di amicizia che si respira agli spettacoli è fortissimo, cioè è un legame, avete comunque trasferito anche con un nuovo pubblico questo modo di relazionarvi con le persone, creando
subito un legame, no? Una simpatia. Beh, non c'è differenza tra il palco e fuori, cioè voglio dire, è chiaro che poi esasperiamo magari alcune cose, ma non c'è proprio differenza, cioè, non è, ci sono dei comici che magari sono un po' diversi nella vita privata, ecco, però non credo che noi siamo proprio così diversi da come ci vedi sul palco, di Siamo- fatto ci vedi anche fuori. Posso anch'io dire che sono così, Sì. magari un po' più attenuati, giustamente. Minimo. Più educati, Ma perché abbiamo più- imparato a comportarci perché nella siamo- società, se no... ci È obbligano bello, a e poi anche il comportarci fatto bene. che non si ride per ridere, insomma, si ride sempre con un significato che appunto può essere una riflessione sul mondo di questo su quello che sta accadendo nel mondo, ma anche qualcosa che ha a che fare con il sociale, con l'ecologia, cioè avete sempre toccato tematiche che comunque muovono, Sì, ci no? piace usare, alla fine la comicità è un linguaggio semplice. È uno strumento. Ed è uno anche. strumento per riuscire anche a lanciare qualche messaggio, a dire col sorriso qualcosa che altrimenti risulterebbe pesante. Invece con la comicità si può dire tutto. O si può lanciare anche una piccola provocazione a volte, nel senso noi non siamo schieratissimi nelle cose, cioè ci piace un pochettino essere universale, una scelta forse anche di vita, però a volte se ci viene da dire qualcosa ci piace buttarla lì, ecco, poi se uno Quando coglie, è troppo è troppo. se uno coglie, Se non coglie ride e basta. coglieranno. Esatto. Ma certe volte nella vita basta essere un po' soffici, no? Un po' Brava, soffice, sì, senti brava. che aggancio, Aggancio ragazzi. meraviglioso, c'è solo da imparare. Qui Alessandra. un omaggio sì, alla perché maestra. ci hanno pure rubato il lavoro, sono diventati giornalisti con un telegiornale in tante versioni, noi abbiamo scelto quella più soffice. Più so. Benvenuti al TG Soffice, l'attualità raccontata con molta tenerezza. Nel primo servizio molti studenti manifestano in piazza. Lina il nostro inviato. Grazie Gaetano per la linea, ci sono centinaia di studenti che stanno protestando durante questa manifestazione. No, dai, vieni qua. Quanto bello sei sto cagnetto? Cagnetta. Ah, femminuccia. Sì, Posso sì. carezzarla? Sì, è buonissima. Senti che Mamma roba. mia, che forte. Morbida, pare un peluche. Vabbè, linea allo studio. E ora un'inchiesta, gli stipendi dei lavoratori sono destinati a crescere o a diminuire? Ce ne parla Marco con il dottor Friselli. Servizio. Sì, rivolgiamo la domanda direttamente al dottor Friselli. Dottor Friselli, gli stipendi dei lavoratori sono destinati ad aumentare? È un tema che va trattato con una certa delicatezza. Gli stipendi dei lavoratori, io voglio dire una cosa a tutti i lavoratori. Ma quanto bello sei sto cagnetto, no? Scusa, perché... Cagnetta, dottor Friselli. Ah, femminuccia? Femminuccia, Cara, sì. ma sei sempre così buona? Sì, è buonissima. No, pare un peluche che morbida. morbida. Posso ciapparla in braccio? Dottor... Perché non l'avete portata quella cagnetta? così Prossima volta. Ogni tanto però sono venuti in studio degli animaletti, magari qualche manifestazione. Una volta mi ricordo una cosa terrificante, sono venuti al museo degli insetti, è stata una cosa terribile. bello, Per me è piace abbastanza molto. impegnativo, è rimasto Immagino. storico perché un insetto stecco delle dimensioni di, non so come dire, di un tronco. 20 centimetri, era molto, molto impegnativo. Era meno Tra l'altro è soffice. ancora in studio ma si è mimetizzato. Esatto, non da sappiamo qualche ancora dove sia. Dai, raccontateci un po' cosa state preparando, a cosa state lavorando, che cos'è che vi sta interessando in questo momento? Ma guarda, allora noi siamo in una fase in cui sappiamo che a marzo 2026, giusto? Sì. Uscirà il nuovo spettacolo teatrale, quindi siamo in quella fase di fermento creativo, di raccolta di idee. Fermento lattico vivo. Fermenti Esatto. lattici vivi, perché noi pensiamo per mesi e mesi e mesi al senso che vogliamo dare allo spettacolo E poi negli ultimi 5 giorni lo scriviamo scriviamo le battute. Quindi siamo in grande fermento per il nuovo spettacolo adesso, ma nel frattempo ci sono tante altre cose Sì, in corso. assolutamente sì, stiamo facendo, tra pochissimo partirà il tour estivo degli spettacoli che ci porterà in tantissime piazze a conoscere tantissime persone
E Stiamo poi la facendo domenica, radio, mattina, stiamo facendo- mattina stiamo facendo radio, insomma dalle 10 alle 12, Radio Bella e Monella, insomma siamo contenti, siamo contenti. Che ci sono bello. tante La radio è cose. uno strumento che avete usato tante volte Sì, e sì. che mi sembra che sia proprio entrato subito nelle vostre corde. È bello perché la radio è un po' come un libro, puoi immaginare quello che succede di là. Vero che adesso tante radio hanno la camera, ok, però diciamo la radio... Beh, nel vostro sì. caso è un plus, diciamo, se, se Sì, c'è la però cap- ci permette di inventare tante cose, devo dire che la creatività per fortuna non ci manca e la voglia di scrivere neanche, quindi... Assolutamente. Quindi bello, un Ma bello ci sono un dei bello strumento. personaggi che vi hanno accompagnato per tantissimi anni e che continuano a rimanere, sono ancora vivi, continuano a produrre, continuano a farsi A evolvere. notare. Sì. Parlano da soli ormai, quello è un bel... Ma vi parlano quando siete in solitaria? O... Sì. Tante volte ci capita di vedere situazioni, a me capita di vedere delle situazioni in testa mia e di commentarle come Ti le trasformi. commenterebbe Ciano o il nonno o Maci, sono i nostri personaggi. Mi capita a volte, se sono in compagnia lo verbalizzo anche se sono da solo. Se no, Perché notte sul telefono. Se no, Sì, notte le sul note telefono. Abbiamo file molto attivi sul telefono. Tra l'altro andate benissimo sui social, è stato un cambiamento che vi ha che avete, come l'avete vissuto? Perché non è facile, siamo abituati al teatro, abituati alla piazza. Ma noi è un tra l'altro cambio siamo di la fascia d'età pre-social, nel senso che nasciamo quando i social non c'erano e oggi invece sono uno strumento potentissimo. E già il fatto che noi diciamo e oggi vuol dire che non siamo nati con quella roba lì, Sì. invece un ragazzo di 20 anni è una cosa normale, capito? E quindi l'abbiamo vissuta bene perché in realtà non lo conoscevamo, diciamo... Ma il pubblico è diventato anche il vostro pubblico, un pubblico più giovane? Abbiamo Lo vedi a aumentato teatro. un po', lo vedi a teatro. Tanta gente viene per la prima volta Sì. a vederci live perché noi chiediamo quanti ci vedono per la prima volta e sempre più di metà persone ci vede per la prima volta. Quindi diciamo che ci serve per proprio ampliare un po' la conoscenza e portarli poi. Il nostro scopo è portare le persone a teatro. Che Oltre poi- a farli Vediamo ridere, se ci riesce. A teatro è bello, perché poi insomma la parte bella vera è proprio vederci in faccia, no? Cioè guarda, noi vedere chi ci guarda e chi guarda. Detto così non è proprio il No, massimo. fatevi, cioè volevo vederti in faccia. siamo anche dei bei tosetti di Diaine, insomma, se chi ne vede in faccia. Proviamo a vedere se vi piace Ciano che racconta l'oroscopo. Ah, che racconta l'oroscopo. Sì. Benvenuti a un'altra puntata di Ciano Raccontato, la nostra rubrica politica dedicata al nostro ospite, l'assessore Ciano Contin. Senz'altro, ciao persone! Benvenuto assessore, benvenuto anche la nostra Elsa Fagin. Buonasera a tutti all'unisono, e vi ricordo che potete interagire con l'assessore Ciano Contini attraverso la mail dedicata di questo programma, che è cianoraccontato cianoraccontato.it, dove per it non si intende quel clown spaventoso che ci faceva paura da bambini, ma si intende il diminutivo di Italia. Ah, che non mi ero mai capito perché. Sì. Grazie per la precisazione Elsa. Mentre noi qui abbiamo delle domande per l'assessore Scusa un Ciano secondo. Contin. La- Maria Vergine come moglie che mi rompe i totani, guarda, è qua che insiste, e haga su con me perché dici che mi sono rimbambito Non ci sta con Maci. l'oroscopo. Cioè che lei segue l'oroscopo, no? Sì, per carità, ma non è che Non è sono che si è- ossessionato, no. lei dice che non parlo di altro e pare addirittura. esagerato. Anche perché, chi è che ci crede più Non è vero. No, ma si è in puntata, d'altronde, Scorpione discendente cancro, per forza che... Ah, No, perché lei che già capito. È una croce lei, assessore. Ha appena detto che... Senta, Elsa, ci sono domande per l'assessore Ciano Contin? Certamente, allora ci scrive cos'è dal Brasile. Bene. Cos'è? 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 L'assessore Ciano Contin è il nostro assessore preferito del Senz'altro, Veneto, senz'altro, adesso senz'altro. si andrà a votare per il prossimo presidente, si candiderà sarà, Ci senz'altro. stiamo pensando. Ci saranno le elezioni, sarà molta attività da parte Nostra. da parte vostra per... Mamma mia. Saremo senz'altro sulla scheda elettorale. Molto buio Femociaro. Scegli Ciano Contin. Secondo me però, paura. prima o dopo, prima o poi ci Ma arriviamo. secondo me è già successo. Sì, qualcuno l'ha scritto. qualcuno l'ha votato, però dai, non è, rimaniamo seri quando si parla di elezioni, bisogna Certo. esercitare il proprio diritto di voto in maniera seria e consapevole Senz'altro. e quando si parla di Marco e Pippo e Gaetano
è bello sapere che sono venuti a trovarci e che sono ancora in giro con il loro bello spettacolo Avanti in Trio e che potete vederli quando volete, nelle date che troverete nel loro sito, perché abbiamo finito il tempo, purtroppo è volato. Grazie di esserci venuti a trovare. Grazie a te, grazie. In bocca al lupo per tutto e salutiamo anche il nostro pubblico, noi invece ci vediamo domani, arrivederci. Ciao. Ciao.